Lisa Arduini, presidente di Vegal, gruppo di azione locale. Tra l'altro c'è una forte sinergia tra il Vegal Veneto Orientale e quelli del Friuli Venezia Giulia. Siete riusciti a reperire importanti finanziamenti europei, ce ne vuol parlare? Sì, allora diciamo che questo è un periodo dove tutto il lavoro, tutti gli sforzi messi in atto negli anni precedenti stanno prendendo forma, perché abbiamo ottenuto il finanziamento dei progetti, diciamo, cardine del nostro gruppo, che sono gli itinerari, quindi Gira Lemene, Gira Laguna e Gira Tagliamento, che collegano da Cavallino Treporti a Bibbione, passando anche per l'entroterra. Abbiamo avuto poi l'approvazione di 2 punti informativi presso il comune di Portogruaro, il municipio, e l'ex fornace di Eraclea, anche questo molto importante, e da ultimo, e questa è la vera novità, perché poi è una sfida per il futuro e quindi mi piace sottolineare, abbiamo avuto l'approvazione di 5 progetti che hanno visto coinvolti per la prima volta nella storia del Vegal 16 comuni, quindi 16 comuni si sono messi allo stesso tavolo e hanno deciso di condividere il loro lavoro per poi ottenere i risultati migliori. Siamo sull'ordine di già 1 milione, compresi gli itinerari, 1.800.000 euro di finanziamenti. In 30 secondi le posso chiedere qualcosa su un progetto molto ambizioso, quello della rivalutazione dell'ambito ambientale del faro di Bibbione? Sì, questo è un progetto che si chiama Paesaggi Italiani, è un progetto che abbiamo in cooperazione proprio con 2 GAL del Friuli Venezia Giulia, che avrà come oggetto nel nostro territorio presso il faro di Bibbione la valorizzazione del faro stesso e poi una serie di eventi che promuoveranno il territorio tramite la comunicazione. Ringraziamo Annalisa Arduini. Dunque la linea alla redazione centrale.